L'iniziativa R7 Social ha avuto un ottimo successo, ecco, possiamo fare intanto un consuntivo, ma sono anche le altre iniziative che l'R7 sta organizzando in questo periodo estivo. Sì, noi abbiamo iniziato questo percorso rivolto al sociale ma soprattutto alle persone. La 300 Social devo dire che oggi ha registrato un successo incredibile e il successo è un successo concreto perché noi in questi 2 mesi di iniziativa abbiamo lasciato nelle tasche dei pensionati 60.000 euro, quindi un elemento di concretezza vero ed era il risultato che volevamo raggiungere, considerando che su questo risultato continueremo a lavorare e quindi ad incrementare anche appunto, i ritorni e i vantaggi. Sulla scorta appunto del servizio alle persone stiamo partendo con altre 2 iniziative che sono altrettanto importanti, una è quella della consegna a domicilio, perché anche in questo caso verremo incontro alle esigenze di chi non può magari recarsi con sistematicità ad espletare quelle che sono le attività quotidiane, quindi la spesa e la sussistenza, e poi stiamo pensando anche al benessere dei nostri clienti, quindi con l'ausilio di una nutrizionista esperta praticamente cercheremo di indicare quali sono le cose migliori da mangiare per mantenere una forma fisica devo dire più adeguata e sicuramente un occhio attento alla salute. Non è soltanto una questione di estetica la dieta, è una questione di salute vera e propria. Quale sarà il suo compito? Sì, allora io sull'opuscolo dal titolo "Quale alimentazione per la tua salute" ho proposto 3 menù esemplificativi perché comunque non esiste una dieta universale per tutti, ogni piano deve essere assolutamente personalizzato. Si tratta di 3 menù, una stampo mediterraneo, quindi praticamente che segue la dieta mediterranea, una stampo vegetariano e l'altro depurativo visto che ci troviamo in estate per combattere comunque quelli che sono i liquidi in eccesso. Io quello che voglio far capire, il messaggio che voglio lanciare mediante questo opuscolo è che entrando in un supermercato bisogna fare una spesa intelligente, nel senso che bisogna scegliere alimenti di qualità, tra virgolette, che valgono di più, fare attenzione alle quantità perché non è il pane o la pasta che fanno ingrassare ma è sempre l'eccesso e soprattutto saper combinare gli alimenti. Infatti si possono vedere nei 3 menù differenti come vengono combinati, accanto c'è qualche indicazione circa le quantità, in modo tale da prevenire in un futuro quelle che sono patologie dovute anche all'aumento di peso, migliorare quindi la qualità di vita e in generale permettere in questo modo di vivere bene e quindi vi consiglio di leggerlo. Dottore Longi, con la sua presenza qui a cosa è dovuto? Lei ci deve annunciare una novità. Beh, la novità già il dottor Gaetani ha anticipato un po' tutto, sarà la spesa a domicilio che subito dopo Ferragosto partirà, avrà un numero dedicato che sarà divulgato su tutti i social. A proposito di numero di telefono, abbiamo divulgato un altro numero di telefono dove verrà collegato a WhatsApp. In riferimento a questa attivazione di questo numero verranno inviate tutte le offerte e tutte le promozioni in riferimento ai nostri punti vendita.